Va ora in onda Disco Notte, un programma ideato e condotto da Maurizio Casu. Amici della notte, buonasera e benvenuti alla 44esima puntata di Disco Notte, una serata bellissima, rilassata. Abbiamo un ospite grandioso, eccezionale, me l'avevano segnalato i Tasinanta cover band che erano venuti qua a Disco Notte un anno fa circa, lui mi aveva contattato, veramente bravissimo. Solamente quasi dopo un anno siamo riusciti a fare questo Disco Notte bellissimo, ma io ve lo presento subito perché lui è Luca Nessi, in arte epileptic punk, è quasi uno scioglilingua ma poi ce lo racconterà lui. E allora ciao Luca, come ciao stai? Ciao a tutti, sono in formissima, non è vero, mi sto cagando sotto. No, sono felicissimo di essere qua, è un piacere, un onore. Ma che bello, tu sei un cantautore, però ce lo racconterai solamente dopo il primo brano. Io direi di partire subito con questa 44esima puntata. Iniziamo, amici della notte, state incollati allo schermo, iscrivetevi al canale YouTube, iscrivetevi al canale Twitch, chi è iscritto può tranquillamente anche scriverci in chat e poi io e Luca lo rispondiamo. Assolutamente. Partiamo col primo brano, vai Luca. Cos'è successo stamattina? È un'altra vittima del clima, di tensione tra nazione e nazione, ma non capir mai la motivazione. Che succede stanotte? Accendi la TV, scorda l'empatizzazione, tanto non ascolti quello che vuoi tu. Ridateci il nostro arcobaleno, ma ora è tardi, il grigio pervade il cielo, il sangue amaro, il bianco è marcio, ma fuori dal fango il nostro cuore è ancora intatto. Una perenne disoccupazione, siamo fatti di preoccupazione, il calo di ogni istituzione, fermare la degenerazione. Andiamo al mare solo per sprofondare, non pensare a cosa fare quando tutto crollerà. Fanculo voi, è la vostra eredità. Ridateci il nostro arcobaleno, ma ora è tardi, il grigio pervade il cielo, il sangue amaro, il bianco è marcio, ma fuori dal fango il nostro cuore è ancora intatto, è ancora intatto, è ancora intatto, sarà sempre intatto. Il nostro arcobaleno, ma ora è tardi, il grigio pervade il cielo, il sangue amaro, il bianco è marcio, ma fuori dal fango il nostro cuore è ancora intatto. Fuori dal fango è ancora intatto, il nostro cuore è ancora caldo, ma fuori dal fango è ancora intatto. Il nostro cuore è ancora candido. Luca
Nessi a Disco Notte, ma sei veramente grandioso. Grazie mille, gentilissimo. Grazie per essere qui. Innanzitutto ci saluta. Ciao Luca e ciao Maurizio, un grande in bocca al lupo per la serata e grazie per averci nominato. È Massimo Lallai. Ciao Massimo. Massimo, che bello averti qui, grazie mille. È davvero un piacere, un onore averti qua. Una grande bella Significa persona. tantissimo per me, davvero. Vero. Poi ci scrivono da Kik, che è una piattaforma credo giapponese, scrive un nominativo, non riesco a leggerlo, comunque scrive: Hey, how are you doing today? Great, Ok, I'm excited to play tonight here. perfetto, almeno tu che parli inglese puoi aiutarmi a tradurre il tutto. I hope you like it, my music, maybe. You'll find me on Spotify, Ok. on YouTube. Ok, così ti cercano tranquillamente lì. I made a few video clips, I hope you like it. It's ok. Abbiamo i Dippers, un altro gruppo che è stato qui a Disconote, che ci scrive bravissimo, complimenti. Davvero, grazie mille ragazzi. Allora, in arte epilettic Punk. Sì. Benissimo, per me è una grande scioglilingua. Ecco, Anche per me era che l'ho inventato, quindi. Luca, raccontami questo progetto bellissimo. Allora, Epileptic Punk nasce nel 2017. È un progetto solista di brani inediti in cui voglio esprimere tutto me stesso, diciamo. Ha le radici nel pop punk californiano degli anni 90-2000. Però non c'ha, quell'aggressività del pop punk californiano degli anni 2000. Prende tutto il lato più... Ciò che aggiungo, diciamo, al pop punk è qualcosa di più emotivo e più cantautorato italiano. Non ho deciso di, non esprimere questo lato più emotivo, ma bensì includerlo. E cercare di creare qualcosa di unico, un cantautorato particolarmente emotivo e vivace vorrei creare. Ecco, è quello che spero di trasmettere con il progetto Epileptic Punk. Bellissimo, veramente grande. Scrive Paola Piludu, meraviglioso Luca, cuoricino. Grazie! Bene, Luca, il primo brano che ci hai fatto sentire, come si intitola? Allora, il primo brano che ho suonato è Inno di un cuore intatto. Parlaci di questo brano. Sì, allora, Inno di un cuore intatto nasce un po' come uno sfogo contro, per lo più contro quando ti ritrovi in una società che ti sembra abbandonare. Perché ci sono tante persone in questo mondo che credo vengono dimenticate dalla società e fa comodo dimenticarsene di queste persone. Non vivono una vita facile, che sia per condizioni di salute, per condizioni economiche, per condizioni emotive. Anche perché quello che va a questo mondo è il quality life, quindi se uno ha una qualità di vita Sì. veramente di quelle grandiose, allora viene preso in considerazione, se no è un perfetto nessuno. Da lì questo concetto del bianco e marcio. Però quello che voglio dire è appunto lasciare sempre un po' di speranza, è quello che cerco sempre in un modo o nell'altro di mettere nelle canzoni, quella scintilla che non è mai finita, ecco, mettiamola così. Certo. Quindi, ma fuori dal fango il nostro cuore è ancora intatto. Nonostante tutto bisogna ricordarsi che noi non siamo definiti da ciò che ci abbandona, da chi ci abbandona, ma siamo definiti da noi stessi e quello che cerchiamo di lasciare e di fare, ecco. Bene Luca, io invito gli ascoltatori da casa a prendere visione del tuo progetto, perché è veramente bello, grandioso. Pensate che si sta presentando stasera con una chitarra e la sua voce e non è da tutti, quindi è veramente forte, in gamba, è un ragazzo giovanissimo, tra l'altro ha appena 26 anni se non erro. Sì, 26. Quindi hai tutta la vita davanti. Speriamo. E quindi passiamo al secondo brano, Luca. Ok, allora il secondo brano che suonerò si intitola Alo Analu ed è una canzone che è riuscita a portarmi finalista regionale alla 34esima edizione di Sanremo Rock. Spero che lo apprezzerete. Alla grande. Buon ascolto. Luca Nessi a Disco Notte. Cerco da tutta una vita un'onda che mi porti via. Aspetto un attimo soltanto, quell'attimo è bastato, l'onda è andata via.
si è scagliata sulla riva, sulla più bella spiaggia. Passo tutta la giornata, passo tutta la giornata. Cari mamma e papà, andiamo al mare se vi va. Oggi il caldo è troppo, ma un tuffo mi aiuterà. Siamo la bandiera, scongiuriamo la bufera, camminiamo sulla scogliera, un picnic verso sera. Cerco da tutta una vita un'onda che mi porti via. Aspetto un attimo soltanto, quell'attimo è bastato. L'onda è andata via, si è scagliata sulla riva, sulla più bella spiaggia. Passo tutta la giornata, passo tutta la giornata. Chissà come surfare senza più pensare, aspettare in questo mare l'onda da cavalcare. Apro gli occhi, il sole è caldo, il tuo sorriso mi ha distratto. Sono i giorni senza età, dureranno per l'eternità. Cerco da tutta una vita un'onda che mi porti via. Aspetto un attimo soltanto, quell'attimo è bastato. L'onda è andata via e si è scagliata sulla riva, sulla più bella spiaggia. Passo tutta la giornata, passo tutta la giornata, passo tutta la giornata. Sono i giorni senza età per l'eternità. Sono i giorni senza età per l'eternità. Saranno i giorni senza età per l'eternità. Cerco da tutta una vita un'onda che mi porti via. Aspetto un attimo soltanto, quell'attimo è bastato. L'onda è andata via, si è scagliata sulla riva, sulla più bella spiaggia. Passo tutta la giornata, cerco da tutta una vita un'onda che mi porti via. Aspetto un attimo soltanto, quell'attimo è bastato. L'onda è andata via, si è scagliata sulla riva, sulla più bella spiaggia. Passo tutta la giornata. Alo, oh anaru, nalo, oh anaru, alo, oh anaru, alo, oh alo, oh anaru, nalo, oh anaru, alo, oh anaru. Yeah, gran finale, bellissimo. Allora, l'amico di prima ci scrive: How's your stream going? It's going good, really good. Ok, perfetto. Se vuoi tradurre per chi non conosce l'inglese. Sta andando bene, alla grande. Perfetto. Allora, that's good man, ti scrive. Oh, I really appreciate. Benissimo, allora un altro carissimo amico, Mauro Zucca, lui è il tastierista dei Fabula, è stato qui a Disco Notte con i Fabula, scrive: complimenti per i bei testi, continua così Luca. Mi si scioglie il cuore, davvero. Noto con piacere che Disco Notte sta incominciando a diventare una community. Guarda, ci sono già 3 gruppi collegati, questo non è poco, quindi la cosa sta diventando interessante. Mi piace questa interazione tra i gruppi, gli artisti che oggi ci sono qua, perché ci sono Infatti li stati. andrò a cercare tutti appena finisco qua. Certo, poi ti ritrovi tutta la chat, quindi poi te la puoi rileggere tranquillamente. Benissimo. Dice what's your favorite game? Qual è il tuo gioco preferito, Luca? Diciamo Animal Crossing. Animal Crossing, Sì. perfetto. È strano, però sì, è il mio gioco preferito. Benissimo. Ok, allora io direi di parlare del prossimo brano, Luca. Ok. Allora, mettiamo le mani avanti. Il prossimo brano forse non dovrebbe essere suonato in acustico, però era il mio ultimo singolo e lo devo suonare per forza. Questo brano è un po' uno sfogo, diciamo. Rappresenta tutto il mio lato, diciamo, più ancorato al pop punk, appunto. E si chiama Win Party.
Win Party, che cosa parla Win Party? Win Party parla di liberarsi ogni tanto dei pesi, essenzialmente. Rispondere alla vita quando ti ritrovi nella merda con cosa vuoi che importi. Prima o poi ci sarà il cielo terzo per te. Questo vuole dire Win Party. Bellissimo messaggio. Sì, arrivano i giorni sereni. Aspettano. Ora, questo è il messaggio. Ovviamente è una riedizione in acustico e consiglio vivamente di ascoltare invece la versione in studio, che sarà magari più adatta, ma comunque spero di dare il mio anche in questa versione in acustico. Il mio ultimo brano, Win Party. Buon ascolto. Lui, Sarà molto breve. Luca Nessi al Disco Notte. Sto marciando e non me ne accorgo nemmeno. Sono un sacco di spazzatura con gli occhiali sul pavimento. Rido per non piangere del mio stato di disfacimento. Amo il punk rock, sono sotto shock. Inizia lo show, vivo un ritmo epilettico. Vivo un ritmo epilettico. Vivo un ritmo epilettico. Viva un ritmo epilettico. Cosa vuoi che importi? Cosa vuoi che importi? Cosa vuoi che importi? Amo essere diverso. Oggi per me il cielo è terzo. Cosa vuoi che importi? Cosa vuoi che importi? Cosa vuoi che importi? Amo essere diverso. Oggi per me il cielo è terzo. Questo è il delirio di un sabato sera. E ho provato a contattarti ma sei sempre di fretta. Amare o odiare, entrambi calci nelle palle. Sto affondando e affogando, il mio scafo è un disastro. Ma che cazzo di ammaraggio. Ma che cazzo di ammaraggio. Ma che razza di ammaraggio. Ma che razza di ammaraggio. Cosa vuoi che importi? Cosa vuoi che importi? Cosa vuoi che importi? Amo essere diverso. Oggi per me c'è il terzo. Cosa vuoi che importi? Cosa vuoi che importi? Cosa vuoi che importi? Amo essere diverso. Oggi per me c'è il terzo. Yeah, eccoci qua. Ancora Mauro Zucca scrive una forza Luca da tutti i Fabula. Bella la chitarra acustica, ha un bel suono. Oh sì, grazie, hai reso felice la mia cara Brownie. Viene Ecco. insultata sempre da tutti, Ecco. questo lo odio. Ci ha dato opportunità di parlare di Brownie. Parlami, chi è Brownie? Ah, è vero. Sì, allora non tutti io la mi conosciamo. Vai, ma Non tutti conosciamo chi è Brownie. è vero, non l'ho presentata. Oggi non sono solo qui. Mi sta accompagnando la mia cara e fedele Brownie, la mia chitarra da tanti anni. E su Brownie c'è anche un bellissimo sticker Sì. che tu ci hai regalato a tutti qua, perché qua ci sono gli ospiti, c'è Raffaele, c'è Doris, c'è Paola, ci siamo tutti insieme qua in regia e ci hai regalato un bellissimo sticker. Lo vedete riflettere, vero? Che ce l'ho anche qui nella maglietta. Ok, sì, bello. È la mia mascotte. È il dinosauro astronauta. Ecco, il dinosauro astronauta. Ma l'hai disegnato tu? Allora, il dinosauro astronauta l'ho disegnato io in una bozza. Ecco, Eccolo qui là. così si vede. Fermiamo le luci. Eccolo, ecco. Oh, perfetto. Allora, il dinosauro astronauta l'ho disegnato io a matita, però mio fratello è un grafico e quindi l'ha ritoccato tutto al PC per poterlo rendere anche, diciamo, tutto perfetto nei minimi dettagli, far comparire bene la scritta, rendere tutto ben proporzionato poi. Benissimo. Tra testa, braccia, corpo Ecco Luca, parlami di te. e colorarlo. Ecco, adesso mi parli di te. Quando scrivi le canzoni? Sì. Quando, in quali situazioni? Dove ti trovi? Allora, Come sei ispirato? a pensarci, le canzoni nascono spesso a caso. Non riesco a programmarle. Quando ho provato a programmare la scrittura di una canzone, di solito non ha mai portato al risultato che speravo. Mi ricordo, guarda, prendo un esempio, una canzone che ho scritto, che, vabbè, non ho pubblicato, però avevo scritto tutto di getto, era a Capodanno. Avevo finito di fare un open mic
ed ero particolarmente un po' giù di morale. Allora prendo il telefono e inizio a scrivere. Esce tutta la canzone, la melodia la ritocco il giorno dopo e la canzone era finita. Spesso così. Questo è un esempio. Poi di solito si possono ancorare a delle storie che ho vissuto, cioè quasi sempre sono ancorate da storie che ho vissuto in prima persona. E poi cerco di rendere empatica la canzone per chi si sente, insomma, come me. Bene Luca, allora io direi che adesso possiamo parlare un attimino, facciamo un intermezzo, parliamo di questa fotografia che io ho messo all'inizio di André Nieri. Questo è un grandissimo chitarrista mondiale che verrà qua ad Assemini, zona di Cagliari per chi non conosce la Sardegna, vicino a Cagliari. Verrà il 16 giugno 2024 al locale LuxArt Hit in via Sulcis 32 ad Assemini. Sarà una bellissima masterclass. Non sono invitati solamente i chitarristi, ma sono invitati chiunque vuol venire con bambini, famiglie, perché ci saranno anche faranno un bellissimo spettacolo accompagnati da Marco Corso alle tastiere, da Fabio Cuccu alla batteria e da Massi Saiu al basso. Quindi suoneranno veramente dei pezzi bellissimi, dei Guns N' Roses, dei Van Halen, di Ozzy Osbourne, di Jimi Hendrix. Insomma, sarà una bellissima masterclass che adesso vi farò sentire un pezzettino di André Nieri. Andiamo col servizio. Benissimo, allora non perdetevi questa bellissima masterclass di André Nieri, ci sarò anch'io, quindi venite numerosi a questo locale ad Assemini. Bene Luca, poi parleremo anche di IP Music Day, ma lo facciamo più in lì, perché sarà anche una bellissima manifestazione, un bellissimo festival il 22 e il 23 giugno a Serdiana, ma ne parliamo dopo e facciamo vedere anche il servizio. Andiamo avanti con Epileptic Punk, Luca Nessi a Disconotte. Cosa Allora, ci fai ascoltare? E per questa occasione, che è incredibile, suonerò in esclusiva nello studio di RCM Records il prossimo pezzo che non è ancora uscito di Epileptic Punk. Wow, che bello. Che se tutto va bene esce il mese prossimo. Quindi avrò l'onore io per averlo lanciato per primo. Esatto, l'ha lanciato Maurizio. Allora, il brano si intitola All in One. Wow, Buon Luca ascolto. Nessi a Disconotte. Non lasciare che tutto ricada su di te. Ho dato il meglio di me, ascolta perché sono il tuo cervello, ho fatto ogni equazione, ho calcolato il vento, ogni singola posizione, ma tu non dai ascolto, segui sempre il tuo cuore, ti lascia morire a terra senza alcuna risoluzione, ma io so il perché, tu non segui mai me, è inutile trovare il giusto modo di vivere, mi hai detto sono in buca, no tu sei in caduta libera, 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 oh no, non era un all in one, l'ultimo tiro di questo gioco, fuori dal green mi sento un po' vuoto, però lo so, in un par 5 era troppo, no, no, non era un all in one, l'ultimo tiro di questo gioco, fuori dal green mi sento un po' vuoto, però lo so, in un par 5 era troppo. Cambiamo mazza, cambiamo pista, stavolta sul serio la faccio finita, questa me la porto vinta, sarà il tiro della vita, che sia vittoria o sconfitta, torneremo a casa a mangiarci finalmente una pizza, ordina tu, a me va bene margherita, ma i miei occhi non credono, n'era un all in one, l'ultimo tiro di questo gioco, dentro in buca mi sento un po' meglio, però lo so,
ne sono certo. In un par tre era meglio, era davvero un all-in-one. L'ultimo tiro era da sogno, dentro in buca mi sento perfetto, però lo so, ne sono certo. Wow, in un par tre era meglio, in un par cinque era troppo. Ho dato tutto me stesso. Mi sono divertito davvero, davvero. Grande Luca, benissimo. Allora rispondiamo ancora un po' alla chat. C'è Mauro Zucca, sempre dei Fabula, il loro tastierista, a scrivere: vorrei chiedere a Luca se scrive prima il testo e poi la musica o viceversa. Bella domanda questa. Questa è davvero una bella domanda. Oddio, lo sai che... sto pensando. Sto pensando. La nascita di gran parte delle mie canzoni nasce da un concetto, mettiamola così. Spesso è anche solo una frase o anche vagamente il tema di cui voglio trattare. Quindi direi che forse prima nasce il testo, quindi il messaggio che vuole trasmettere la canzone. Dopodiché, in base al messaggio, se vuole essere energico, emotivo, qualcosa del genere, le note si costruiscono intorno. Perfetto. Quindi, se proprio devo dire, forse è un attimo prima il messaggio, il testo. Benissimo, poi sempre l'amico da Kik scrive kind of me just want some suggestions about my work. Non ho capito, Forse scusa. te l'ho pronunciato male No, io, vabbè. quindi vabbè, poi ti rileggi la chat. Forse ho capito se voleva qualche consiglio Sì. per creare la musica. Esatto, I circa will il suo say- lavoro, infatti. Talk about something you are feeling inside and you care about. I will say this. Benissimo. Poi scrive una certa Pupa58, scrive: complimenti Luca, bellissimo brano, grande. Grazie. La conosci? Sì, sì. Perfetto. Bene Luca, allora andiamo avanti con la tua storia. Ecco, raccontaci qualcosa di te, una chicca. Cosa posso raccontare? Sono, oltre a musicista, grande appassionato di videogiochi. Sì, gran parte della mia vita è legata ai videogiochi. E poi direi questo, che è legato sempre alla musica, che Epileptic Punk nasce per qualcosa che è molto legato alla mia persona, al fatto che sono epilettico. E ho deciso di trasmettere questo mio lato che mi ha dato tanto, mi ha tolto tanto, e portarlo nella musica. Diciamo questo. Grande Luca, grande veramente questo, perché può essere di incoraggiamento a tanti che dicono: ma io ho questo, non posso fare musica, ho una limitazione. Questo non è vero. Questi lati, probabilmente questi aspetti ci possono togliere tanto dalla vita, ma ci possono anche caratterizzare, ci possono far provare qualcosa che altre persone non possono capire. Veramente E quindi- grazie per la tua esperienza, di averlo raccontato qui a questi microfoni. Grazie a te. È molto importante la tua testimonianza. Io direi di andare avanti ancora con la musica. Perfetto. Allora, la prossima canzone si intitola Il nulla e l'infinito ed era il singolo di apertura del mio album Fuori Rotta, che è questo qui, appunto, che si vede dalla maglietta. Fuori Rotta. Ok. Lui, Epileptic Punk, Luca Nessi a Disco Notte.
si domanda cosa sia all'aldilà, senza capire bene come faccia a stare qua. L'infinito ride con l'amica noia, sa che il tutto non è diverso da nulla, siamo soli e incompresi, tesi dai cambiamenti, luce e buio, omni e nessuno, siamo orizzonti abissi, ma anche i migliori amici sono fuori tempo, sotto sopra il cielo, non aver paura ti aspetto, ogni eroe imperfetto cammina con il vento, cadi ma ridendo, non cercare sempre un senso, l'universo e il nulla è immenso. Sono fuori rotta infinito, ogni scorta un dinosauro, astronauta cerca ancora la sua casa, mare e cielo si son compresi, mostrano solo se stessi, non amiamo più ripensamenti, uniamo insieme i frammenti, siamo in pace col passato, senza futuro ma il presente in atto, sono fuori tempo, sotto sopra il cielo, non aver paura ti aspetto, ogni eroe imperfetto cammina con il vento, chiari ma ridendo, non cercare sempre un senso, l'universo e il nulla è immenso. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, sono fuori tempo, sotto sopra il cielo, non aver paura ti aspetto, ogni eroe imperfetto cammina con il vento, chiari ma ridendo, non cercare sempre un senso, l'universo e il nulla è immenso, sono fuori tempo, sotto sopra il cielo, non aver paura ti aspetto, ogni eroe imperfetto cammina con il vento, chiari ma ridendo, non cercare sempre un senso, l'universo e il nulla è immenso. Bellissima serata calda, serena, veramente un clima bellissimo. Io penso che tu ti sia ambientato ormai a Disconotte. Sì, a casa, mi trovo a casa. Avevamo un po' di emozione entrambi, tutti e due, ma subito ci siamo acclimatati. Sì, ci siamo un po' conosciuti. Esatto. Luca è una persona stupenda, veramente vi consiglio di approfondire la sua conoscenza, il suo canale, invitatelo per delle serate, mi farà veramente piacere che lui diffonda la sua musica, perché veramente ha un cuore grande, 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 grande. Infatti Flavion 1259 scrive cuore, 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 baci e cuore. It's K Larry Charles 25, così si chiama. Io non so se non riesco a pronunciare bene. Hello there, please add me, I'm waiting for you. Scusa. Please add me, I'm waiting for you. Ah, quello è spam. Coda te li dico. Quello è... Ecco. Non so cosa abbia scritto. No, comunque. niente, spammisti. Non... Perfetto, quindi lo lasciamo perdere. Sì, lo lasciamo. Benissimo, allora andiamo avanti con la notte, Luca. Assolutamente. Sì, parliamo ancora di te. Quindi sei da 2017? Sì, come Epileptic Punk, sì, dal 2017, diciamo, la prima canzone. Ecco, quante ne hai scritto all'incirca? Grosso modo. Allora, pubblicate più di 30. Siamo a più di 30 canzoni pubblicate. Quindi è un bel repertorio alle spalle. Sì, un bel repertorio. Perfetto. Ovviamente c'è anche la crescita, inizio proprio da zero, mettiamola così. Ecco, Flavion scrive: l'ho visto cantare ad Iglesias fortissimo. Sì. Perfetto, grazie. Poi ci abbiamo ancora Pesco, non potevo perdermi questo appuntamento. Pesco, brutto cazzone. Mi fa piacere che c'è. È davvero in gamba Pesco. Vero, anche lui suona? Sì, anche lui è un musicista, un cantautore. Benissimo, allora presentamelo. Pesco ha una musica veramente calda, morbida, mi sono trovato benissimo, l'ho conosciuto proprio a Casa Olla lo stesso giorno che ho conosciuto anche i Tasinanta,
Una persona di cuore e poi sensibile, la sua musica molto delicata, un pop pulitissimo poi. Benissimo, qua creiamo una bella community all'RCM Records. Questa, per chi si è connesso stasera per la prima volta, è una vetrina artistica. Io avevo una etichetta discografica negli anni 80-90, chiusa per vari motivi che poi, se andate a cercarvelo su YouTube trovate tutto. Poi ho deciso così di ricominciare a suonare, ho ripreso una batteria, abbiamo fatto un gruppetto, ed ecco che è uscito fuori questa piccola sala prove, questo piccolo studio dove adesso si trova Luca. Bellissimo, è bellissimo. Grazie. In questo momento io mi rintano qua per sempre. E infatti faremo il prossimo disco qua. Sarà fatto. Bene Luca, dai, allora andiamo avanti in questa vetrina artistica. Stasera ci sei tu. Sì, grazie Pesco per essere passato comunque. Allora, prossima canzone si intitola Linfa. Quando ho scritto Linfa mi ricordo, per ricollegarci appunto di come nasce una canzone, me lo ricordo molto bene, e mi ero fatto una domanda, ho detto che cos'è la vita? E allora avevo preso carta e penna e ho detto che cos'è la vita per me. E adesso l'ascoltiamo. Benissimo. La vita è una bufera, come il mare in tempesta, tanta merda ed allegria, un bel bicchiere di sangria. Ogni tanto è un fardello, una stella su nel cielo, è un sogno che non si avvera, uno spettacolo senza tregua. La vita è una partita a scacchi, dove i perdenti non sono sempre i matti. La vita è una scommessa, mista paure ed incertezza, una strada deserta, un lungo viaggio senza meta. La vita è un fiore senza odore, ma anche un quadro pieno di colore. Io non ho più parole per dirti che cos'è la vita. La 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 la. La vita è il cilindro di un mago, la luce abbagliante di un faro. La vita è un mistero come estate senza inverno. La vita è la pioggia senza sole. La vita è un fulmine senza rumore. Io non ho più parole per dirti che cos'è la vita. La 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 parole per dirti che cos'è la vita. La vita è la vita, non dimentichiamocelo mica, siamo sotto la luce di una luna che non è finta. La vita è la vita, ma non ho capito mica se questa è la giusta via. La vita è la vita, non dimentichiamocelo mica, siamo sotto la luce di una luna che non è finta. La vita è la vita, ma non ho capito mica se questa è la giusta via. Se questa è la giusta via, se questa è la giusta via.
questa è la giusta via, mia cara dolce linfa. Ma che bravo, bellissima. Grazie. Bellissima. Abbiamo anche un altro componente del gruppo dei Deepers, Cristian Caboni, il chitarrista. Scrive: oltre al musicista e interprete, vedo un artista a 360 gradi. Bravissimo. Cristian, grazie mille, perché è quello che che punto sempre, insomma. Soprattutto negli ultimi anni ho capito quanto l'arte è molto di più di mettere un po' di note e far ballare le persone, ma bensì cercare di trasmettere un messaggio, o almeno è quello che cerco sempre di fare, e portare qualcosa di più. Quindi grazie per questo bellissimo messaggio, significa davvero tanto per me, vivo per questo. Grazie. Un'altra amica da casa scrive, si chiama Bella Rotaia, scrive: questa live è magnifica, grande Luca. Grazie. Grazie Bella Rotaia. Benissimo, allora io direi che adesso parliamo di EP Music Day, un grandissimo certo. festival che si terrà a Serdiana il 22 e il 23 giugno 2024. Bellissimo. Questa è la seconda edizione, potete acquistare i biglietti al box office. Noi andremo lì come TV, saremo veramente contenti di ospitare nel nostro contenitore artisti da tutta l'Europa. Arriveranno gruppi da tutta l'Europa. L'anno scorso c'erano 3.000 persone, quest'anno se ne prevedono 7.500, e quindi è un festival molto importante in un parco di 7 ettari, veramente un parco gigantesco, quindi sarà si veramente prospetta roba bella. roba bella, esattamente. Io manderei anche il servizio così per rendere un'idea. Queste sono le immagini dell'anno scorso. Veramente tanta roba. Ho intravisto anche Pirina Scream. Esatto, poi ci sarà il settore olistico, lo yoga della risata, ci sarà veramente chi farà il pane, chi farà i dolci, insomma, l'esposizione delle macchine d'epoca. Insomma, sarà veramente un festival. Venite in tanti e acquistate il biglietto, perché poi all'ultimo momento non trovate più il biglietto. Quindi tutti quanti alla prevendita nel box office. Ci tengo veramente tanto che sarete in tanti. Ancora Cristian Camboni, la tua disinvoltura conferma il fatto che quello che fai fa parte della tua vita. Sei perfettamente a tuo agio. Sì, diciamo che grazie, mi fa piacere che riesco a trasmettere questa cosa, diciamo. Sono contento davvero tanto. Che sì, cioè la musica, non lo so, ormai è diventata, e la musica è quello che cerco di trasmettere, siamo interconnessi, ecco, mettiamola così. Un tutt'uno. Esatto. Poi sì, magari ogni tanto mi dimentico qualche parola o mi incasino. Qua però... sei a casa tua, sei nel salotto di casa tua. Esatto. Quindi... Ma tutti, anche gli amici che ci stanno ascoltando da casa e che stanno scrivendo, sono tutti amici, sono nel salotto in questo momento con noi. Ma un giorno verrà anche Cristian qua come ospite, verranno i Deepers, verranno i Fabula come ospiti, stare qua dietro di me come in regia, che mi fa tanto piacere. Siamo nel grande divano di RCM Records. Esatto, questa è la cosa più bella. Ricordo che potete guardarlo anche tramite Twitch. Twitch addirittura potete scaricare nel vostro smart TV l'applicazione, e chi ha un impianto surround bellissimo sente anche veramente bene i suoni, perché Twitch, a differenza di YouTube, i suoni non vengono compressi e quindi si sente anche meglio. Infatti l'amico che scriveva prima da Kick lo stava ascoltando con una qualità superiore. Benissimo Luca, andiamo avanti ancora con un altro brano. Ok. Poi avvisami quando farai
Allora, l'ultimo, perché prima dell'ultimo salutiamo. Sì, certo. Il prossimo è Oceano Astrale, fa parte della mia, diciamo, seconda raccolta di canzoni, che è Parole di un ragazzo qualunque, è dell'inizio della mia deriva, diciamo, nel tema spaziale che ogni tanto ritorna sempre con Epileptic Punk. Quindi, buon ascolto, questo è Oceano Astrale. Buona visione. Temporale verso una nuova dimensione, cerco solo un posto che non sia la solita ennesima illusione solo per me. Speriamo non si riveli una delusione solo per me, ma se vorrai ci sarà spazio anche per te, anche per te. Più lontano se vorrai, le stelle di Orione ci guideranno dall'alto. Raggiungerò ogni sogno a cui ho rinunciato, ma tu percorrerai il cammino nel cielo che guardavi con gli occhi di chi non vuole mai smettere di credere in un viaggio spazio-temporale verso una nuova dimensione. Cerco solo un posto che non sia la solita ennesima illusione solo per me. Speriamo non si riveli una delusione solo per me, ma se vorrai ci sarà spazio anche per te. Sempre stato il posto in cui non sono in grado di voltarmi e allontanarmi senza poi sentirmi giù. Viviamo lassù, siamo stelle o qualcosa di più, supernova che illuminano la noiosa immensa notte. Una strana reazione e un'esplosione, questo il nostro viaggio spazio-temporale verso una nuova dimensione. Cerchiamo solo un posto che non sia la solita ennesima illusione solo per noi. Questa volta è la giusta destinazione solo per noi, ma ogni posto va bene se ci siamo io e te. Ogni mondo va bene se ci siamo io e te. Ogni luna va bene se ci siamo io e te. Per questo oceano astrale solo io e te, perché quello che conta siamo io e te. Io e te, bellissima. Bene, ancora scrivono, dunque
Flavian 1259 scrive: complimenti a te Maurizio, al tuo studio, grazie, gentilissimo, grazie mille. Mauro Zucca: bella dinamica Luca, salutiamo gli amici dei Tasinanta e i mitici Dippers. Grazie ragazzi. Massimo Lallai risponde: dei Tasinanta un caro saluto agli amici dei Fabula, dei Dippers, sperando che quest'anno si possa condividere il palco come l'anno scorso. Bellissimo, complimenti veramente Luca per come suona la chitarra e soprattutto per i testi mai banali. Grazie, sì. Sì, cerco sempre di puntare su dare un bel messaggio profondo, cerco sempre di... È quello alla fine, se devo dire qualcosa voglio che riesca a colpire. Con magari un po' dolorosamente ogni tanto, però voglio che riesca a colpire. Bene, andiamo ancora avanti, poi io taglierò questa live, separerò quella che è parte dell'intervista, la pubblicherò su Spotify, quindi tutti i podcast andranno a finire su Spotify delle interviste e i brani invece li ripubblicherò come video qua sul canale mio dell'RCM su YouTube, quindi chi volesse si iscriva al canale e troverà poi Iscrivetevi. troverà tutti i brani anche di Luca. Bene. 2 parole sulla prossima canzone che è un po' particolare, mettiamola così. Il brano si intitola Alexitimia, che dalla parola alessitimia, che è una situazione in cui una persona non riesce più a provare emozioni e a riconoscerle e a esprimerle. E in questa canzone c'è anche una parola, diciamo, inventata da me, che è l'unione di 2 parole. Dico naubifragio, che è l'unione di nubifragio e naufragio. Benissimo. Era per chiarire. Benissimo. Cristian Caponi scrive: io mentre ascolto sto viaggiando. Bello, bellissimo. Solo quel che vedo, dubbi intrisi di veleno. L'originalità non è un bene in realtà, frutto dall'Eden, ormai in marcio, risultato di un naufragio, passione e fedeltà, perse in profondità. La superficie è sempre più lontana e lasciami gridare, anche se non c'è nessuno ad ascoltare. Parole così difficili da pronunciare, più semplice dialogare con il mare e dire io sto bene, bene, io sto bene, bene, io sto bene, bene, io sto bene, non è vero, ormai non sento più niente. Sai dirmi perché non sento più niente. Una risata accesa da un sorriso spento, una tela dal colore freddo. L'immortalità è una condanna in realtà, parole secche di un uomo saggio, conta davvero tutto ciò che hai fatto, guarda in faccia la realtà, tu hai paura della verità. Il tempo scorre, non ti dà un'altra chance e lasciami gridare, anche se non c'è nessuno ad ascoltare. Parole così difficili da pronunciare, più semplice dialogare con il mare e dire io sto bene, bene, io sto bene, bene.
non sento più niente. Oggi c'è qualcuno qui ad ascoltare parole così difficili da dimenticare. Più semplice dialogare con il mare e dire io sto bene, bene, io sto bene, bene. Io sto bene, bene, io sto bene, non è vero, ormai non sento più niente. Sai dirmi perché non sento niente? Una tela senza tempere, il fiume ha perso la sua sorgente. E si sente tutta l'anima di Luca in questa canzone, l'espressione è veramente bella, 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 artisticamente completo. Grazie. Come ti hanno definito sino adesso gli amici da casa. Ecco, chi si fosse sintonizzato in questo momento su Facebook, perché ho acceso poco Facebook, gli abbiamo dato giusto un flash e fra un po' lo spegniamo subito perché io non voglio streamare su Facebook, ma attiriamo su YouTube esatto, e su Twitch. Chi vuol venire venga su Twitch o su YouTube. Chi vuol venire cerchi RCM Record sia su Twitch o sia su YouTube e ci trova tranquillamente. Ecco, questa è una vetrina artistica per chi si è collegato in questo momento. Se siete degli artisti all'ascolto o se conoscete degli artisti che vogliono esibirsi, vogliono venire qua in questo showcase, noi faremo una bellissima intervista perché questo non è un concerto live, tengo sempre a precisarlo. Questo è l'intervista dell'artista che sta dietro questo vetro. Ecco, l'artista viene qua, ci esprime tutta la sua arte, ci racconta di sé, parla della sua storia e fra una chiacchierata e l'altra ci fa anche ascoltare un brano. Ecco, questo è lo spirito di Disco Notte. È bello proprio per questo. È nato per questo, perché la musica va andata a vedere, a essere ascoltata dal vivo. Ecco, io non mi piace fare musica in streaming, ma semplicemente diamo un assaggino per poi suscitare la curiosità per andare poi a vederti live dal vivo. Sì, speriamo di trovare. Hai delle date in programma? Allora, la verità è che no, però ci sono voci che... Però è tutto da confermare ancora. A settembre forse ci può essere qualcosa a Sydney. Può esserci un festival a Sydney a settembre. Benissimo. Ci sono dei bravi ragazzi che si stanno impegnando molto, soprattutto nel territorio di Sydney, per promuoverla culturalmente. Infatti ci sono state 2 edizioni del Resilienza Fest organizzate da Gianluigi Magia. Tutta la sua compagnia ha fatto 2 festival incredibili e forse ci sarà la 3ª edizione quest'anno, però è ancora tutto da confermare. Certo, ma poi vedrai che gli amici che stanno guardando questa live ti inviteranno a fare qualche serata, perché io li conosco, sono dei bricconi questi sia i Dippers, i Fabula, i Tasinata, ti coinvolgeranno sicuramente perché gli sei piaciuto tantissimo, quindi capitando delle serate verrai coinvolto anche tu. Questa è una grande famiglia, come io ho sempre detto, perché vorrei che diventasse veramente una famiglia, veramente una community. Si percepisce. Dove qua nascono tanti incontri degli artisti che siete già grandi, perché ognuno di voi è un grande artista,
Grazie. E veramente vorrei che ci fosse questo connubio bellissimo interazione tra di voi. Ecco, questo è lo spirito con cui io faccio Disco Notte. Di Dipper scrivono: ciao Massimo, ciao Mauro, volentieri, ci siamo divertiti parecchio, soprattutto dopo aver bevuto il vino locale. Salutiamo i Suelli Cover Band e il Sound Project. Vedi, qua si parla veramente grandioso, bellissimo, perfetto. Ancora andiamo avanti invece con la musica di Epileptic Punk. Ok. 2 parole sul prossimo brano. Il prossimo brano è molto vecchio, questo brano. Infatti dalla mia prima raccolta, che ho chiamato Lost Demos, appunto, perché erano le prime canzoni che avevo scritto. Si intitola Non siamo nati per morire. La versione che proporrò qui da RCM Records è molto diversa da quella che registrai all'epoca. È molto più, diciamo, emotiva. Mi ricordo che la scrissi in un periodo in cui stavo lavorando nel campo della fibra ottica. Mi ricordo che però era un periodo particolarmente pesante. Non capivo più se aveva senso quello che stavo facendo, roba del genere, perché mi sembrava che stavo uscendo con le prime luci dell'alba e ritornando col sole che tramontava, non sentivo più la passione. E allora qui questo concetto semplice quanto efficace, secondo me, che non siamo nati per morire, dobbiamo sempre trovare qualcosa che ci fa sentire vivi. Ma io penso che siamo eterni, quindi... Sì, qualcosa di noi rimane. Hai perfettamente ragione. Quindi non siamo nati per morire. Buon ascolto. Di merda, ma ne ho viste di peggio. C'è uno stronzo che mi accoglie, gli dico grazie, gli sorride e poi chi se ne fotte. Sono intrappolato in una falsa libertà. Qual è la giusta realtà? Dimmi tu la verità. A questo ritmo la notte non dura all'infinito, e se trovi qualcosa fa sentir vivo, canta insieme a me, sono libero. E la vita non dà tregua, ti colpisce ed è più dura di una pietra, sputo sangue e nasce l'odio. Che cazzo me ne fotte, ho raggiunto il fondo anche oggi, vero e rosso, forse quello del tramonto. Sono stanco di girare in tondo, c'è spazio per me qui nel mondo. A questo ritmo la notte non dura all'infinito, e se trovi qualcosa che ti fa sentire vivo, canta insieme a me, sono libero. Viaggia a questo ritmo, la notte non dura all'infinito, e se trovi qualcosa che ti fa sentire vivo, canta insieme a me, sono libero. Sono libero. Viaggia a questo ritmo, la notte non dura all'infinito, e se trovi qualcosa che ti fa sentir vivo, canta insieme a me, sono libero. Viaggia a questo ritmo, la notte non dura all'infinito, e se trovi qualcosa che ti fa sentir vivo, canta insieme a me, sono libero. Non sono nato per morire, c'è qualcosa che dovrà avvenire. Non
finire questo incubo avrà una fine. Yeah, yeah. Sono libero. Wow, eccoci qua, bene, 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 bene. Ancora scrive, di Dipper scrivono: Maurizio sei nostro padre, grazie, gentilissimo. Allora, poi c'è Puppa58, ciao Puppa, scrive: Sì. bellissimo programma live, Maurizio complimenti, Luca, che la vita sia con te e ti sorrida. È un parente. Benissimo, benissimo. Poi Massimo Lalei, collegandomi al discorso di Maurizio, voglio condividere un pensiero di San Francesco. Chi lavora con le sue mani è un lavoratore, chi lavora con le sue mani e con la testa è un artigiano, chi lavora con la sua testa e con le mani e il suo cuore è un artista. Grazie, grazie, bellissimo pensiero di San Francesco, veramente San Francesco era veramente un grande spirituale, una persona veramente molto profonda e veramente quello che diceva è grande. Bene, Luca, Dimmi. allora, Siamo a metà scaletta, se ti metà interessa. scaletta, Sì. perfetto, tu la tua chitarra, Sì. andiamo avanti. Ok, continuiamo con Brownie. Allora, il prossimo brano si intitola Un sorriso vale più di 1000 pianti ed è la traccia di apertura di Fuori Rotta. L'ultimo album. È una canzone di cui vado particolarmente fiero perché, nonostante sono una persona talvolta molto pessimista e spesso triste, capisco che i piccoli momenti di gioia ci possono regalare tanta speranza e tanta energia per il futuro. Dobbiamo aggrapparci a quelli. per Certo, tutto. siamo alle 22:38, quindi di solito Disco Notte si chiude alle 23, però possiamo anche allungare un pochino, quindi Va bene. vedi un po' tu tutti i brani da Sì, fare importanti, quelli Mhm. belli, ok? Alla A po'. grande. Vai Luca! Sono disteso qui nel letto, guardo il soffitto, ogni colore spento. Voglio solo trovare una ragione al perché non sento più nemmeno un'emozione, felicità o delusione. C'è una ragione per esistere, non c'è una strada giusta da seguire. Sono arrivato alla fine della strada, ma solo ora tu mi dici è sbagliata. Poco importa, la prendo con una risata. In questo mondo giro sempre in tondo, giorni, mesi, anni a preoccuparmi di parole vuote così poco importanti. Scoperto che un sorriso vale più di 1000 pianti. In questo mondo giro sempre in tondo. Cerchi solo un lavoro a tempo pieno per non pensare a tutto il resto, ma in fondo non ha senso. A questo gioco forse ho perso, ma sono io quello un po' strano. Voglio tornare a sentirmi umano e mandare all'aria ogni mio singolo piano. Voglio restare senza fiato, ridere con qualcuno al fianco. Questo fuoco mi tiene al caldo, al mondo vince chi si trova a suo agio. Ho una ragione per esistere, non c'è una strada giusta da seguire. Sono arrivato alla fine della strada, ma solo ora tu mi dici è sbagliata. Poco importa, la prendo con una risata. In questo mondo giro sempre in tondo, giorni, mesi, anni a preoccuparmi di parole vuote così poco importanti. Scoperto che un sorriso
mille pianti in questo mondo, giriamo sempre in tondo. In tondo, wow, oh, oh, in tondo, mi sono un po' rotto, vivo sempre fino in fondo. Solito andar controvento, non l'ho mai considerato più di tanto un difetto. Il sentirmi solamente un po' diverso, guardo il mondo, gira in tondo, brave persone giacciono sul fondo di un mare di paure disilluse, strade buie, no, tempo da perdere, voglio sentirmi bene, ma se tu sei felice è il giusto posto, ridi, ama, gira in tondo. Sono arrivato alla fine della strada, ma solo ora tu mi dici è sbagliata. Poco importa, la prendo con una risata. In questo mondo giro sempre in tondo, 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 tondo. Giorni, mesi, anni qui a preoccuparmi di parole vuote così poco importanti. Scoperto che un sorriso vale più di 1000 pianti. In questo mondo giriamo sempre in tondo. In tondo, wow, oh, in tondo, mi sono un po' rotto. Questi errori sono già sul conto. Viviamo sempre fino in fondo. Benissimo, Mauro Zucca scrive: Maurizio, sei la luce che illumina la nostra strada dei musici sognatori. Ma veramente? Luca, mi sono iscritto al tuo bel canale, ha scritto Mauro. Dai, grazie mille Mauro. Benissimo, grande, luminoso, Luca, mi sono... ok, ha scritto, stavo rileggendo la stessa cosa. Bene. Ok, allora, arriviamo in chiusura. No, vai, non limitarci, No. non volevo limitarti, volevo... No, vabbè, ma... Volevo dirti che magari possiamo sforare tranquillamente oltre le 11, però non tantissimo. certo, ci sta. Diciamo che però arriviamo nell'ultima parte della scaletta. Fammi vedere, ok. La prossima canzone è particolare, molto particolare, soprattutto perché non è stata ancora registrata. Quindi è un'altra esclusiva. È un'altra esclusiva per l'RCM Records. Poi tieni presente che quei brani che non farai questa volta li farai al prossimo Disco Notte. Quindi ci sarà episodio 2. Assolutamente, questo è garantito. Let's go, baby! Benissimo. Dai, felicissimo. La prossima canzone ho ricevuto dei complimenti davvero belli perché mi è capitata di suonarla da solo con un'altra persona e mi ha detto che si è emozionata tantissimo, che l'ha toccata nel profondo e si stava per commuovere. Cosa parla la prossima canzone? Si intitola Labbra e parla dell'incapacità di esprimere ciò che sentiamo veramente. Di come ogni tanto dovrebbe essere così semplice, ma spesso le emozioni ci distruggono e ci fanno cadere a pezzi un po'. Parte di questa canzone, visto che è un posto speciale, questo lo posso anche dire, l'ho iniziata a scrivere dopo essere stato male appunto di salute per l'epilessia, e come apre la canzone infatti è legata a come mi sentivo vivendo la malattia. Certo. Quindi questa è Labbra. Bene. Per l'RCM Records. Grazie. Buon ascolto.
sei la mia migliore amica, mi sveglio la mattina grazie a te. È arrivata sera e faccio pena, non è una sorpresa, ma ho pensato tutto il giorno a te. Sempre a te, solo a te. C'è rimedio, ho forse un senso a questo inferno. Cosa c'è che non va? Dimmelo con le tue labbra. Cosa c'è che non va? Dimmelo con le tue labbra. Cosa c'è che non va? Dimmelo con le tue labbra. Facciamoci in questa città, mordimi con le tue labbra. E ho rivolto il mio sguardo alla luce di Venere, e tutto ciò che mi è rimasto è depressione e cenere. Concedimi l'ultima danza prima che tutto si possa spegnere. Con te, solo con te. Guarda l'iride dei miei occhi, al mio cuore doni un ritmo, sei il mio sogno, il mio paradiso. Cosa c'è che non va? Dimmelo con le tue labbra. Cosa c'è che non va? Dimmelo con le tue labbra. Cosa c'è che non va? Dimmelo con le tue labbra. Facciamoci in questa città, mordimi con le tue labbra. Cosa c'è che non va? Venere, dillo con le tue labbra. Dimmi cosa c'è che non va. Venere, dillo con le tue labbra. Cosa c'è che non va? Dimmelo con le tue labbra. Cosa c'è che non va? Dimmelo con le tue labbra. Cosa c'è che non va? Dimmelo con le tue labbra. Facciamoci in questa città, mordimi con le tue labbra. Luca Nessi e per Disco Notte, grandioso, veramente veramente bravo. Si è collegato un altro artista in questo momento che è appena rientrato, lui suona in strada, è un artista di strada, Pierangelo Fresi di Alghero, ci sta seguendo, anche lui è stato qua a Disco Notte, è stato qua nel mio salotto, scrive: ma è bravissimo, complimenti sinceri. Non lo so, ogni volta, non è possibile, ogni volta che mi sento questi complimenti non ce la faccio, è come la prima volta, mi si scioglie il cuore, davvero. Grazie, ricordami il nome. Lui è Pierangelo Fresi. Pierangelo, grazie mille, davvero, lo apprezzo un sacco. Ti invito a seguirlo, invito a seguire tutti quelli che sono in questo momento all'ascolto. Pierangelo Fresi, lui ogni lunedì sera alle ore 21 fa una bella trasmissione sulla musica italiana. Bellissimo. Farò una bella carrellata di nomi. E la fa su Twitch, la fa su YouTube, su Facebook, ma soprattutto io vi invito ad andare su Twitch, cercatelo su Twitch perché Pierangelo veramente è un grande artista e merita tanto. Appena finisco il mio disco corro da te, ha scritto. Perfetto. Bene Luca, andiamo avanti nella notte. Siamo alle ultime 3 canzoni. Benissimo. Le ultime 3 canzoni, ognuna è molto particolare per me. La prossima è, prima di chiudere, è la prima canzone che ho scritto da Epileptic Punk. È in inglese, l'ho anche ritrodotto in italiano, però voglio riproporla, diciamo, proprio come l'avevo scritta all'epoca. È un salto nel passato, diciamo, su chi ero e su chi sono ancora, diciamo. Questo brano si intitola Feel Down, ossia sentirsi giù, depressi. Benissimo. Got your mind
everything's gonna be fine. They said, please help me until I'll feel empty inside, until I'll be out of time. But I know it's a lie when you say I'm here to stay. I'm starting to feel down, I'm starting to feel down, I'm starting to feel down. Am I the only one? I'm starting to feel down, I'm starting to feel down, I'm starting to feel down. There's nothing left to say. I'm starting to feel down, I'm starting to feel down, I'm starting to feel down. Am I the only one? I'm starting to feel down, starting to feel down, starting to feel down. There's nothing left to say. Bravissimo Luca, Grazie, grazie. veramente meriti tanto tanto tanto. Canti bene anche in inglese, qua parte un applauso che Grazie ragazzi. che è grazie. l'applauso poi di Doris, di Paola, di Raffaele. E l'applauso poi di tantissimi che stanno in questo momento seguendoci da casa. Bene, parliamo ancora di musica con Luca Nessi e raccontami ancora qualcosa. Allora, aspetta, stavo cercando il mio capotasto, amico Sì. di una vita. Senza di lui non andrei da nessuna parte. Ok, trovato. Io provo a mandare l'invito a Pierangelo Fresi se si vuole collegare, ma non so se lui in questo momento può perché è appena tornato e quindi sicuramente sarà stanchissimo. Però Pierangelo, se ti vuoi collegare, facciamo un salutino a Luca in diretta. Io Quindi diciamo... adesso, sì, scusa. adesso ci parla ancora di musica. Luca, vai. Quindi stiamo arrivando alla conclusione di questa mia scaletta. Voglio dire che è stato un piacere immenso poter suonare qui, un onore. È stato, ma soprattutto la cosa più importante, è stato un piacere conoscere una persona come te, Maurizio. Grazie mille. Le storie che ho sentito mi hanno ispirato davvero tanto e le porterò con me. Quindi io spero anche di aver lasciato qualcosa anche solo a una persona. Assolutamente, a tante persone. E spero di poter continuare a lasciare questi messaggi per rendere questo puntino blu un posto più bellino e più sensibile di quello che era ieri. Ora, e un po' chiudo con questa canzone che è difatti la traccia di chiusura di Fuori Rotta, che è tutta incertezza. Mi sono ritrovato nella vita che se ho capito qualcosa a 26 anni e so di non sapere tantissime cose, ma se ho capito qualcosa è che nella vita non hai certezza di niente. È una lunga tempesta, è un lungo viaggio. È un lungo viaggio che penserai di avere persone al tuo fianco e poi non ti ritroverai da solo in mezzo al mare. Però è un viaggio che va vissuto, è un viaggio che mostra che pure nella pioggia è possibile trovare calore e felicità. Ma che bello. Questa infatti la prossima traccia, penultima di questa scaletta, è Tutto incertezza. Perfetto. Fresca su una spiaggia deserta, nel mentre una verdesca ti vede già come la sua cena. Hai cercato di usare un po' di ingegno e a sera partirai con una zattera di legno. E anche se controvento con la fiducia quasi a zero, sotto questo cielo so che tutto
tutto incertezza, tutto incertezza, tutto incertezza, tutto incertezza. Quello che volevi, ma lo sapevi dopo tutto, te ne sei reso conto, man mano che sei cresciuto, pochi sono al tuo fianco, quando hai bisogno di aiuto, ma alla fine tu hai saputo apprezzare ogni abbraccio muto e sei andata alla ricerca dell'allegria, e magari durante il viaggio troverai buona compagnia, ma ogni passo fatto è falso. Sembra tutto un miraggio, senza nave ed equipaggio, so che è tutto è incertezza, tutto è incertezza, tutto è incertezza, tutto è incertezza. Di una meta, tutto incertezza, sento una flebile ebbrezza, tutto incertezza, il calore del fuoco mi alimenta, tutto incertezza, mi affido alla luce di una stella, tutto incertezza, tutto incertezza, tutto incertezza, E Pierangelo Fresi scrive: Luca, oltre ad avere una bellissima voce, sei un bravissimo musicista. Grazie. Bene, Grazie mille. Pierangelo, ti ho mandato un link, se vuoi collegarti così te lo faccio salutare in diretta. Per dovere di cronaca devo dire che ho invertito il primo verso col secondo, ce l'ho fatta! Bravissimo. E poi tutti mi chiedono, più di una persona, sia Massimo che Flavio, vogliamo sentire la canzone di Clay. Mi sciogliete il cuore così. Quella era la chicca finale. Sì, hanno anticipato tutti, sì, la canzone di Clay. E infatti è giunto il momento, è la mia traccia di chiusura, è la canzone probabilmente a cui sono più legato e che... Poi Luca, io non voglio limitarti, se vuoi farne qualcuna in più non preoccuparti. No, dai, è giusto, è il flusso, è il flusso di emozioni, come è andata la serata incredibile, quello che ho dato, e credo che è giunto il momento, dopo tutta incertezza, che la canzone di Claire dia una chiusura a questa bellissima occasione che ho avuto. Certo. Sperando che non inverto i versi anche in questo. Certo. Ma farà parte dello spettacolo nel caso. Benissimo, adesso guardo se c'è su Zoom Pier, ma non c'è, quindi magari sarà per un'altra volta, quindi qua terminiamo la riunione. Perfetto. Allora io direi che, come ogni volta noi che andiamo alla chiusura, chiudiamo questa trasmissione con l'ultimo brano. Ringrazio veramente di vero cuore tutte le persone che si sono collegate, che si sono connesse, che sono state con noi, e anche quelli che andranno a vederci quando noi pubblichiamo, poi rimangono su YouTube, rivedranno questa trasmissione. Li super salutiamo e mi raccomando, iscrivetevi al canale di Luca Nessi, perché veramente merita tanto tanto tanto. Seguitelo sui social, su Instagram, su Facebook, insomma è dappertutto. Soprattutto la sua pagina è ricca di contenuti, è ricca di brani, è ricca di canzoni, è ricca anche di arte, perché non solo musicalmente, ma anche lui è un bravo artista
artista. Mi ricordi un grande artista del passato, degli anni 80, si chiamava Alberto Camerini, non so se l'hai mai sentito. No, lo sai. Cercalo. Non mi è incuriosito. Era un artista a 360 gradi, un attore di teatro, era fantastico e faceva dei brani veramente grandi. Bene Luca, allora io ti ringrazio per essere stato qui stasera. Alla 44esima puntata questa sera abbiamo scritto un altro pezzettino di storia. È segnato, marchiata a fuoco, ce l'abbiamo. Benissimo, allora grazie di cuore veramente a chi ci ha seguito da casa, siete stati veramente parecchi, soprattutto grazie perché ci sono stati i gruppi che ci hanno sostenuto e niente, quindi ti ringrazio, grazie a tutti, Maurizio vi saluta. Mi raccomando, condividete, diffondete questo progetto perché è molto importante che gli artisti come Luca vengano fuori, emergano, vengano alla ribalta, facciano tante serate e soprattutto venite a conoscere la sua musica nei social. Grazie Pupa, grazie Dippers, grazie Fabula, grazie Tasinanta, grazie Flavio, grazie Pierangelo, grazie a tutti quanti, siete stati veramente in gamba tutti quanti perché ci avete sostenuto e quando scrivete in chat è l'applauso migliore. È come ogni volta che avete scritto in chat è come se si sollevassero 1000 applausi. Quindi davvero? perché se no il mezzo elettronico, il mezzo del tubo è un mezzo freddo. Invece la chat ci fa capire che c'è qualcuno dall'altra parte che ci sta seguendo e ci sta applaudendo. Questa è la nostra ricompensa. Sì. Grazie Luca, sei veramente fantastico. Grazie a voi. Chiudiamo la 44esima puntata di Disco Notte con Epileptic Punk, Luca Nessi che ci ha deliziato e l'ultima è La canzone di Claire. Buonanotte. Canzone di Claire. Ciao a tutti. Buonanotte a tutti. Se vuoi salutare qualcuno in particolare. No, nessuno in particolare, ma le persone a me care che sanno chi sono, che voglio bene. Una chicca sulla canzone di Claire? Assolutamente sì. Questa canzone è dedicata a una ragazza di nome Claire Wineland. Claire era una ragazza che soffriva di fibrosi cistica, ma non l'ha mai usata come scusa per limitare la sua esperienza di vita. Anzi, Claire credeva fortemente che tutto quello che aveva vissuto, la sua malattia, non gli aveva tolto niente, gli aveva donato qualcosa di unico alla sua vita e irripetibile, che solo lei poteva dare. E credeva che ognuno di noi, in verità, avesse qualcosa di unico che poteva donare alla vita. A 13 anni, infatti, fonda un'organizzazione no profit chiamata la Claire Place Foundation, che esiste tutt'oggi, e che si occupa di dare sostegno emotivo ed economico a tutte quelle famiglie, quei ragazzi e ragazze che convivono con la fibrosi cistica, appunto. Claire oggi non è più qui tra noi, ma ciò che ha fatto, ciò che ha insegnato, ciò che ha vissuto continua a esistere qua, nei sorrisi che ha donato e in quello che ha lasciato. Quindi questa canzone la voglio dedicare in primis a Claire, alla sua famiglia, alla fondazione, a tutti quei ragazzi e ragazze che stanno vivendo giorno dopo giorno con la fibrosi cistica, a chi sta lottando per vivere una vita di cui vuole esserne orgoglioso, perché come amava tanto dire Claire, la morte è inevitabile, ma vivere una vita di cui siamo orgogliosi è qualcosa che possiamo controllare. Quindi buon ascolto, questa è la canzone di Claire. Sei una grande bella persona, buonanotte a tutti, ciao. Caro passato, portami indietro, ci sono cose che avrei voluto far meglio, chiedere scusa quando avrei dovuto, ridere di gusto quando avrei potuto. Caro presente, inutile pensare cosa sarei riuscito a cambiare da tutti i fallimenti tra insegnamenti. Alimenta il futuro con sogni ardenti. Mi manca ridere fino a non respirare, mi manca stare con te, mi aiuta a dimenticare dove stiamo andando, il
passato, portami indietro. Ci sono cose che avrei voluto far meglio, chiedere scusa quando avrei dovuto, ridere di gusto quando avrei potuto. Caro presente, inutile pensare cosa sarei riuscito a cambiare. Da tutti i fallimenti, tra insegnamenti, alimenta il futuro con sogni ardenti. È ora di ridere, continuare ad andare avanti, seppur spesso fa tanto male. Il tuo sorriso sarà la mia arma finale, i nostri sogni sono reali, vivono tra le galassie. Caro passato, portami indietro. Ci sono cose che avrei voluto far meglio, chiedere scusa quando avrei voluto, ridere di gusto quando avrei potuto. Caro presente, inutile pensare cosa sarei riuscito a cambiare. Da tutti i fallimenti, tra insegnamenti, alimenta il futuro con sogni ardenti. Domani andrà meglio, la terra è già al perielio, in fondo al tunnel c'è sempre speranza, diffondi gentilezza con costanza, arriva al dunque, che cosa vuoi fare? Ogni fiamma fa luce, ti aiuta a scaldare il cuore in mano nell'eterna tempesta, la perfezione è la nostra tendenza. Buonanotte.